Di qua non può passare perché è chiuso. Io non posso far passare nessuno di qua perché è chiuso. Due frane e il blocco con il Fadalto isolato. L'immagine simbolo dell'ultima ondata di maltempo nella Marca e nel Veneto sta nella terra crollata sulla statale 51 Alemagna in 2 punti. Ore di lavoro per Vigili del Fuoco e ANAS con la chiusura non solo della strada nei 2 sensi, ma anche a scopo precauzionale della tratta ferroviaria Vittorio Veneto-Calalzo. In queste ore si provvede alla stabilizzazione dei corpi franati e successivamente alla rimozione di tutti i detriti presenti sulla sede stradale per consentire il ripristino della circolazione e anche la riapertura dei binari bloccati dalle 15 di ieri. Disagi pesanti per il traffico e anche per chi vive in zona e qualche momento di comprensibile tensione. Noi che siamo da Basso Fadalto, c'è un cartello che dice da Fadalto a Basso Fadalto? Andare fuori dalla parte opposta. Dove c'è? Da Basso Fadalto. Dove c'è? Dall'altra parte. Dove c'è il cartello? Dove c'è? Deve parlare con il comune perché non è strada nostra, è strada comunale. La montagna si è piegata sotto l'incessante battere del nubifragio, ma la frana del Fadalto è stata solo la punta dell'iceberg di interventi per la nottata di superlavoro conclusa all'alba. Quasi 200 interventi in tutto il Veneto, 85 dei quali nella Marca, con 60 pompieri e 14 mezzi in azione. Da Vittorio Veneto a Castelfranco, da Montebelluna a Treviso, fino a Conegliano, Miane, Oderzo. Il vento ha scoperchiato tetti e sradicato alberi caduti sulle carreggiate. La pioggia ha allagato scantinati e strade. Allagamenti anche nel Padovano e nel Bassanese. Nel Veneziano la paura per le barche rovesciate e quasi un centinaio di chiamate per gli alberi e rami in strada. E poi ancora la grandine che ha mitragliato nuovamente le colline del Prosecco e le coltivazioni. Oggi il lavoro dei Vigili del Fuoco continua per ripristinare la normalità, mentre si ricomincia una estenuante conta dei danni.